Mi fa piacere che in quest'Aula si torni a parlare di autonomia. Proverò a farlo nei 5 minuti, cercando di dare un contributo di chiarezza, di volontà di confronto vero. Io sono convinta che l'ambizione, l'aspirazione all'autonomia in questa regione ha fondamento in una tradizione, in una radice storica profondamente popolare e credo che sia un elemento di cui la politica debba tenere conto. Parlare di autonomia in Veneto è diverso dal farlo in Emilia-Romagna, è diverso dal farlo in qualsiasi altra regione d'Italia. Ed è un concetto quasi prepolitico, è una questione di cultura, di tradizione, che appartiene alla nostra gente e al nostro territorio. Ora, sulla base di questa tradizione è innegabile che la Lega Nord, quella che era la Liga Veneta, su questa intuizione si è costruito un partito, cioè si è tradotta quell'intuizione, quell'aspirazione, quel sentimento popolare in una proposta politica che ha consentito a quel partito di definire la propria identità sostanzialmente attorno alla richiesta di maggiore autonomia e ha consentito a quel partito, leggendo questo tipo di ispirazione popolare, di arrivare al governo nazionale. E io credo che già questo debba essere un elemento sufficiente per obbligarci a trattare l'autonomia, le richieste di autonomia, l'inclinazione popolare del Veneto all'autonomia con rispetto. Ed è quello che io intendo fare. Dentro questa tradizione e anche, io penso, in virtù del percorso di legittimazione politica di questa aspirazione che la Liga Veneta ha prodotto nel tempo, si è anche maturata la riforma costituzionale del 2001, che nei fatti ha scritto in Costituzione, ha legittimato quella che in questi territori fino ad allora era solo restata un'aspirazione. Bene, partiamo da questo che è un quadro, spero e penso, condiviso e che quindi nessuno in quest'Aula sottovaluta o disprezza ciò che è il Veneto e come il Veneto si immagina nel futuro. Bene, da qui in poi iniziano le differenze. Ecco perché io ritenevo e ritengo che siano stati pericolosi i referendum sull'autonomia, in particolar modo nei quesiti poi infatti cassati dalla Corte Costituzionale. Uno, perché non c'era bisogno di chiedere ai veneti, proprio da parte di chi, Luca Zaia, sulla base di quella proposta politica vinceva ininterrottamente da diverso tempo con consensi amplissimi. E perché con quei referendum avete compiuto, secondo me, una forzatura istituzionale, solleticando la pancia di quella contraddizione che esiste tra la legittima ambizione all'autonomia e le pericolose spinte indipendentiste e secessioniste che portano le persone armate sul campanile di San Marco. Ora, io credo che noi oggi abbiamo la responsabilità di incanalare quella matrice culturale legittima verso l'autonomia dentro un percorso istituzionale e di trasformare l'ambizione in realtà. E su questo piano noi ci siamo seppur avendo delle letture diverse rispetto a metodi, strumenti e tempi. Ora, la dico facile, la proposta di legge di Calderoli non va bene. Oggi apprendiamo dalla stampa che c'è una nuova versione, attendiamo di vederla. Non va bene perché non è capace, a nostro giudizio, di trasformare quell'ambizione in una proposta che sia realmente percepita come utile all'unità nazionale, proprio leggendo la richiesta di autonomia non come il Veneto contro qualcuno, ma come il Veneto che vuole essere libero di organizzare i propri servizi per i propri cittadini con maggiore autonomia, perché pensiamo di poterlo fare meglio. Ma per fare questo dobbiamo ottenere il quadro nazionale e la proposta Calderoli questo non lo fa. Così come pensiamo che sia sbagliato incaponirsi sulla proposta delle 23 materie, che anche quello è più il tentativo di dimostrare plasticamente che siamo più bravi in tutti, invece che andare realmente nel merito e dimostrare materia per materia, competenza per competenza,
dove possiamo essere più bravi. Quindi, e vado a chiudere, Presidente, io credo che noi da questo Consiglio regionale dovremmo aiutare, supportare la Regione del Veneto a rafforzare questo percorso, a condizione che siamo in grado di farlo in maniera seria e con l'obiettivo di volerla fare davvero l'autonomia e non solo di volerla sventolare come una bandiera. Grazie.